Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata. Lavoro intermittente, solo un emittente, pure l'aria pura va pagata. In giro girano tutti allegramente, con la camicia nuova strafirmata. Nessuno che ti sente, parli inutilmente, pensano tutti alla prossima rata. Buongiorno Itaca, nuova settimana in compagnia di nuovi progetti, nuovi viaggi, in compagnia di amici e massalesi, non solo, che ci accompagnano in questo tragitto proponendoci sempre qualcosa di interessante. Buongiorno Giacomo Maria. Buongiorno Vincenzo e buongiorno a tutti gli amici di Radio Itaca e buongiorno Itaca. Allora, cominciamo con un progetto musicale, ma non solo musicale, che è quello di Giacomo con K-Koi, percorso musico-terapeutico. Sì, è un percorso terapeutico, è il primo lavoro, che è una demo sostanzialmente, è un percorso personale che parte tra l'altro proprio dalla Sicilia, perché questo lavoro è stato registrato a Barcellona. Quindi in realtà attraverso la musica poi ho capito che mi sono anche, riscoperto siciliano, o forse scoperto. Bah. Dicevamo che adesso ci suonerai anche qualcosa dal vivo. Ma perché no? Che veramente Alle ore, che ore sono? Sono le 8:48 minuti e quasi 50 secondi di lunedì 21 novembre 2011. Per la prima volta a Radio Itaca si ascolta qualcosa dal vivo. Perché no? Intanto accordo magari in una versione live Giorno Nuovo, che è l'altro pezzo in siciliano che fa parte del lavoro I torni non contano.